Se mi sentite fate un fischio, amici telespettatori. Direi che ci siamo. E mi sono preso anche una pallonata in testa, vi dico solo questo. Allora, 2 vittorie consecutive è il bilancio della stagione Rotoblas Volano Volley. Dopo 3 sconfitte di fila sono arrivate 2 vittorie di fila. E oggi affrontiamo il fanalino di coda del Betisole Volley, pronti per stupire ancora voi tifosi che ci seguite da casa. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palasport di San Vito, della città di Betisole in provincia di Brescia, per la 6ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B tra la Green Up Betisole Volley e la Rotoblas Volano Volley. Ci veniamo da 2 vittorie consecutive, un buonissimo gioco espresso e la voglia ancora di voler dimostrare a voi tifosi di che passa siamo fatti, ovviamente. Ovviamente io sono Lorenzo Minacapelli che commenterà per voi questa partita. Collabora con me Alan Berloff, il nostro regista, che anche oggi è qui a darmi manforte e a darmi tutti gli aiuti possibili per permettere a voi di seguirci in questa diretta streaming. Ovviamente saremo accompagnati anche dal nostro scoutman Andrea Zini che ci darà i punteggi in tempo reale di chi ha fatto i punti, di chi ha fatto gli ace, i muri e chi più ne ha più ne metta, come dico sempre. E ovviamente c'è sempre la grande voglia di stupire voi tifosi. Allora, mancano solo 2 minuti al fischio dei 2 arbitri che manderanno le squadre fuori dal campo prima dello starting player, che probabilmente oggi non ci sarà e ve lo dovremo dire nettamente noi a parole. Vi lasciamo col video del roster realizzato dal nostro Jacopo, che oggi è il nostro responsabile della comunicazione di YouTube. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Grazie anche al video realizzato dal nostro Jacopo, che è responsabile, vi correggo, dei social Instagram, non di YouTube, perché in realtà i responsabili di YouTube è principalmente Alan Berloff, il nostro regista, e io che faccio la telecronaca e le interviste post match. Ovviamente la macchina del Volano Volley è comunque composta da tante altre persone di importanza uguale alla nostra, ovviamente, quindi non sono qua a darmi dei meriti a me o dei demeriti agli altri, perché ovviamente non è ovviamente bello. Allora ci siamo. Stanno per entrare in campo le 2 formazioni sul terreno di gioco per il saluto sotto rete. Un saluto va anche ai nostri tifosi della Curva Marione che anche oggi sono qua ad assistere, anche qui in trasferta, alla partita di oggi.
Eccole le formazioni che entrano in campo. Facendo l'applauso sotto rete. Allora, ci siamo. Allora, non dovrebbero esserci sorprese in nessuna delle due formazioni. Pronto comunque a smentirmi nel caso. Come mio tipico. Allora, tecnicamente la partita di oggi dovrebbe essere, essendo una squadra che la Rotoblast è una che ha preso molta fiducia nelle ultime due partite, dall'altra c'è una squadra che invece non ha mai vinto un set in 5 partite, quindi ha totalizzato un totale di 15 set persi, non portandone a casa neanche uno e 0 punti in classifica. Quindi questa è un match che tra virgolette sembrerà facile, ma non lo sarà sicuramente, perché come è tipico di tutte le partite. Allora, intanto tengo un attimino d'occhio le due formazioni per capire chi saranno le titolari. Allora, dalla nostra formazione non ci sono ovviamente nessuna sorpresa, che schiera lo starting six che ha giocato le ultime partite, ovvero Deval, Bonafini e Livia Tresoldi, Piero Bonni nel ruolo di libero, Pucinic, Petrusiello, Bellini. Invece dall'altra parte della rete, se i miei numeri non vanno errati, al momento ne ho segnate 6, quindi staremo un po' attenti a vedere. Pronta la partenza della Rotoblast, quindi si è appena scatenato l'inferno qui al Palasport di San Vito. Pallonetto, primo punto per il Betisole Volley con Aurora Marchesini, 1-0 il punteggio. Allora, invece la formazione del Green Up Betisole Volley schiererà Emma Sturniolo come ruolo di palleggiatrice, Aurora Marchesini, autrice del primo punto della partita, autrice del primo punto e schiacciatrice centrale capitana Giulia Macovatti, la schiacciatrice Elisa Marinoni, la schiacciatrice Arianna Populini, il libero Matilde Tagliani e Laura Cecchetto nel ruolo di centrale. 2-1 il punteggio adesso a favore del Green Up Betisole. Servizio affidato nelle mani di Aurora Marchesini. Battuto su Bellini, arriva l'Ace, 3-1. Ace di Marchesini. Ovviamente un saluto va anche al nostro vice allenatore Michele Brembilla, che oggi non è qua presente al Palasport. Gli mandiamo un saluto e ci aspettiamo all'Arena Biancorosa per il prossimo match, che vi ricordo sarà sabato prossimo alle 20:30 contro Lecco. Pucinic Murata, 4-1, partenza ottima del Betisole Volley, che adesso 3 punti di vantaggio. Ancora Marchesini al servizio, servito su Alice Bellini, Aurora Bonafini, Pucinic salva Marinoni, l'attacco di Populini non va a buon fine, quello di Petrusiello sì, invece 2-4 adesso. Adesso Jessica De Val al servizio. Pronta De Val adesso alla battuta per la Rotoblast Volano Volley. Servizio sul libero. Tagliani. L'attacco di Macobatti non va a buon fine. Palla out. 3-4 il punteggio.
Ancora De Val al servizio. Servizio di De Val sul numero 6 Marchesini. L'attacco. Mamma mia. Credo della numero 9 Marinoni, che fa il punto del 5-3 a momenti. La palla è andata a sfiorare. È andata direttamente nella nostra postazione. Allora, servizio di Popolini su Alice Bellini. Bonafini, Petruziello, out. 6-3 il punteggio. Vi ricordiamo che gli arbitri dell'incontro di oggi sono il signor Nicola Bassetto di Verona e il signore Nicola Bonetto, secondo arbitro di Vicenza. Piero Bon, la palla, free ball. Oh, mamma mia, Elena. Piero Bon, Bellini, Vucinic. Attenzione adesso l'attacco del Bedisole non va a buon fine. Infrazione di quarto tocco, vale il 6-4 il punteggio adesso. Allora, Carlotta Petruziello adesso al servizio. Servizio di Petruziello sempre sul libero Tagliani. Attenzione all'attacco vincente di Marinoni. Vale il 7-4. Giulia Macobatti adesso al servizio, la capitana della Green Up Bedisole Volley. Servizio su Bellini, Petruziello. Rischiata la doppia, 8-4. Luca potrebbe chiamare il time out. Infatti lo chiama subito il time out. Allora prendiamo subito una pausa. Anzi no, scusate, andiamo avanti a parlare. Che dire, un inizio che probabilmente non inaspettato del Green Up Bedisole Volley, che è partito con un grande piglio, mettendo in grande difficoltà le nostre ragazze. 8-4 il punteggio. Al momento un buon gioco da parte delle ragazze di coach Daniele Polito e un attimino la Rodova che deve un po' prendere un po' di coraggio. Allora, il servizio adesso di Giulia Macubatti quando le squadre sono rientrati in campo dal primo timeout di Luca Pallatini su Bellini. Aurora Bonafini in bagger per Pucinic in mezzo alle mani. Mamma mia, attenzione, che palla hanno tirato su le ragazze di Bedisole. Pallonetto, Bonafini e nella pieno buono in bagger sempre per Pucinic. Stavolta l'attacco ancora viene salvato da l'attacco Pucinic. 3 soldi in bagger. Pucinic ancora, sempre lei ad attaccare. Al momento per la Rotblast. L'attacco murato da Livia. 5-8. Livia 3 soldi. Muro dolomitico. Da lì non si passa. Caterina Pucinic adesso al servizio per la Rotblast. Siamo sull'8-5. Servizio di Pucinic. Riceve Marinoni che è anche ad attaccare, palla out e non c'è il tocco a muro. 6-8. Adesso c'è Pucinic ancora lei al servizio. Battuto, servizio sempre su Marinoni. L'attacco di Marinoni, ancora out. 7-8 il punteggio. Il punteggio.
battuto il suo servizio su Marinoni, ancora Sturniolo, l'attacco stavolta di Populini non va a buon fine, Trussiello in pallonetto, murato da Cecchetto. 9-7 il punteggio adesso. Pallonetto che non è stato alzato abbastanza e quindi è stato un pochettino semplice per Cecchetto appoggiarlo subito a terra. 9-7 adesso. Servizio di Sturniolo. Piero Bonafini. Bellini. Spenta il suo attacco. Attacco passato di Populini. Vale il 10-7. Mantiene ancora un po' le distanze le ragazze di Polito. Servizio su Piero Bon che si deve impegnare tanto. Livia Tresoldi. Out. 11-7. Servizio. Prima però c'è l'altro time out per Luca Parlatini. Allora pausa per il sponsor del Trentino. Guarda. Qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Il Trentino, la nostra terra, la terra dove è bellissimo andare a fare le vacanze, dove si può mangiare cibi prelibatissimi, quindi se siete fuori regione venite a visitarci in Trentino, che anche con le regole anti-Covid sicuramente riusciremo a inventarci qualcosa. Che salvataggio del libero. Attacco di Livia Tresoldi, se ho visto bene, pallonetto. Bonafini. Murata Pucinic o Bellini. 12-7, 5 punti a separare le due formazioni. Servizio di attenzione di Sturniolo, pallonetto di Bellini vincente. 8-12 punteggio. C'è bisogno di una scossa adesso delle ragazze di Luca Parlatini perché che al momento sono un pochino in difficoltà. Livia. Servizio, si spegne in rete. 13-8. Gli errori sono tanti in questo inizio di primo set. Non so quanti sono stati, forse almeno 5 credo. Speriamo che cambi un po' la tendenza. Bellini, ci sono i free ball. Attacco in pallonetto Bellini. Bonafini, sempre per Bellini che deve anche attaccare pallonetto. Out. Colmani out. 9-13 punteggio. Dai. E adesso Aurora Bonafini al servizio. Il servizio di Bonafini. Out. 14-9. Attenzione, servizio di Cecchetto, Petruzziello, Smors, Deval. Attenzione all'attacco vincente di Populini. 15-9.
Servizio. Calais. Servizio di Cecchetto. Bellini. Mani out. Vale il 10° punto per la Rotoblas. Sei punti adesso a separare le due formazioni. Alice Bellini adesso al servizio. Anche in questa giornata non c'è il nostro capitano in campo dal primo secondo di partita. Attacco. Fischiata l'invasione, ma c'era anche il tocco sul tetto, quindi a prescindere il punto sarebbe arrivato lo stesso. 17-10. Servizio su Elena Pierobon. Bonafini. Petruziello Murata. Mamma mia che primo set sta giocando il Benisole. Cioè è innegabile che ci sono stati tanti errori da parte nostra, ma però bisogna dire che anche Benisole è partita davvero molto bene. Tasciolli lascia il posto a Petruziello. Scusate, prende il posto di Petruziello. 8 punti tra le due formazioni. Servizio di Marchesini. Piero Bonafini. Pucinic. Stavolta la palla è in campo. Vale l'11° punto. Jessica De Valle adesso al servizio. L'attuale vice capitana della Rotoblas. Servizio di De Valle sul numero 6 Marchesini. Attacco che non è vincente di Popolini. Popolini 2 volte e stavolta è vincente. 19-11. Servizio affidato proprio a Popolini. Al momento la migliore in campo. Bonafini, 3 soldi, velocissimo l'attacco. Invasione contro Benisole. 12° punto per la Rotoblas Volano Volley. Lenona Tasciolli adesso al servizio. Lerona che ha preso il posto di Petruziello. Servizio in campo. In campo. Vale 13-19 adesso. Lerona Tasciolli che si prende l'ace in questo primo, una delle sue prime azioni. Secondo servizio. Attenzione. Attenzione adesso a Benisole. L'attacco smorzato dal muro. Bonafini. Pucinic. Tocca le mani del libero Tagliani. 14° punto per la Rotoblas. Time out invece per coach Polito. Ovviamente adesso bisogna mantenere la tendenza adesso perché adesso la Rotoblas deve assolutamente continuare a guadagnare un po' di punti se vuole rientrare in carreggiata. Al momento ci sono 5 punti tra le due formazioni. C'è un po' di tensione qui al palazzetto. Rientrano le squadre in campo. Allora, Lerona Tasciolli al servizio. Siamo sul 19-14 in favore del Benisole Volley. Volano Volley invece che
un po' gli errori, un po' forse la preparazione quasi perfetta delle sue ragazze. Mamma mia, che giocata di Sturniolo, che fa il 20° punto. Tornano 6 punti di differenza tra le due formazioni. Allora, adesso il capitano Maccobatti al servizio per la Green Up Bedisole. Piero Bonafini, Livia Tresoldi, vincente, 15-20. Allora, 5 punti adesso di nuovo tra le due formazioni. Caterina Pucinic, adesso il servizio. Andiamo al servizio di Pucinic. Attenzione. Tasciolli. Bonafini. Oh, Bellini Murata. Pronta Emma Galbero a entrare adesso sul 21-15 e a lasciare il posto dalla Bellini. Quindi capitana in campo adesso Emma Galbero. Servizio proprio su Emma Galbero. Aurora Bonafini al centro per Pucinic. Attenzione. Sturniolo, buona. 22-15 punteggio. Se non erro era Macobati che ha fatto il punto del 22-15. Emma Sturniolo al servizio. Ovviamente ci sarà bisogno di resettare alla fine di questo set. Piero Aurora Bonafini, Emma Galbero sul primo attacco viene smorzato un po' dal muro. Piero difinisce una bomba. Bonafini ci prova e stavolta se lo prende lei il punto del palleggiatore. Dopo quello fatto da Emma Sturniolo. 16-22. Adesso lì a 3 soldi adesso il servizio per la Rotoblas. Servizio sulla numero 9 che va anche all'attacco. C'era anche l'invasione di Emma Galbero. 23-16. Allora 2 punti separano il Bedisole dal primo set stagionale. Servizio su Pucinic, Piero Boni in bagger. Tascioli non si fida, va in free ball. Attenzione, l'attacco. L'attacco è out. Adesso c'ho un pochettino paura di scaramanzia adesso. Aurora Bonafini al servizio. Attenzione. L'attacco murato da Deval. 18-23. Muro vincente. 18-23. Ancora Bonafini al servizio. Servizio ancora sul libero. Tagliani. L'attacco vincente di Cecchetto. 24-18 set ball per Bedisole, che è a un passo dalla vittoria del suo primo set della stagione. Servizio proprio di Cecchetto su Elena Pierobon. Aurora Bonafini. Tasciolli out. Attacco out. 25-18 il primo set a favore di Bedisole, che interrompe la striscia positiva di 6 set consecutivi vinti.
La Rotoblast perde per la prima volta dopo 6 set un set. La Betisole, prima vittoria del set. Allora, pausa per gli sponsor e torniamo tra poco. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Di nuovo in diretta dal Palasport di San Vito in provincia di Brescia. 25-18 il primo set si è concluso a favore del Betisole Volley, che per la prima volta in questa stagione ha strappato la vittoria di un set. Rotoblast ovviamente che deve assolutamente entrare in partita. Tra poco dovrebbe arrivarmi il tabellino del primo set. Allora, il primo servizio del secondo set sarà affidato nelle mani del Green Up Betisole Volley. Allora, le statistiche parlano di top score della Rotoblast, Alice Bellini con 3 punti, poi Livia Tresoldi con 2 e per il resto Petruziello, Galbero, Tasciolli e Bonafini 1 punto. Scusate, Piero Bellini che non va a buon fine il suo attacco. Attacco di Marchesini, salva Pucnik, Bonafini in bagger, Bellini, mamma mia che salvataggio di Tagliani, che però non si è concretizzato perché la palla si spegne out nella metà campo della Rotoblast volando volley. 1-0 il punteggio, il primo punto è per la Rotoblast. Aurora Bonafini al servizio. Allora, attenzione, ace 2-0 di Bonafini. Allora, cerco di capire un attimo il quoziente
Se non erro, gli errori della Rotobla sono stati 7. 3-0 ho detto. Ancora buona fine al servizio. 3-0 per la Rotoblast. Servizio sempre sul libero. Tagliani. L'attacco. Mamma mia, ha smorzato l'attacco. Attenzione, l'attacco verso Populini. Attenzione, ancora free ball. Ancora su Populini. Smorza Bellini. È arrivata l'invasione contro la Rotoblast. 1-3 adesso il punteggio. Servizio su oh, attenzione. Un po' in difficoltà la Rotoblast. Free ball adesso per la Rotoblast. Aurora Bonafina al centro per Puccinic. 4-1. Caterina Puccinic. Servizio adesso per Alice Bellini. Servizio sul libero. Tagliani. Puccinic. No, peccato. Era da sfruttare, ma arriva al muro. Attenzione l'attacco della numero 9 su Piero Bon. Marinoni. De Valenbager. Puccinic in pallonetto. Difende Marinoni. L'attacco vincente di Marchesini. 2-4. Andrea, è da qua che si calcola l'errore di tutta la squadra. Allora, adesso 2-4 il punteggio. Il servizio Marchesini, l'autrice dell'ultimo punto. Riceve. Non riceve Puccinic, che non riceve per nulla bene questa palla. 3-4 il punteggio. Arriva anche l'ace per Marchesini. Marchesini, Bellini, Bonafini, Puccinic. L'attacco in pallonetto. Bonafini per Bellini, che deve fare un pallonetto. Poi in difficoltà, attenzione. Populini, out. Non c'è il tocco del muro. 5-3 punteggio. Dai raga, dai! Vincere! Jessica De Valle adesso al servizio. Battuto su De Valle. Palla out. Vale il 4-5 adesso per Green Up Bedisole Volley, che adesso torna ad avere un punto di distacco. Populini adesso al servizio. Servizio di Populini su Bellini. Bonafini. Puccinic con l'attacco smorzato dal muro. Sturniolo. Populini vincente. Parità al Palasport San Vito. 5 pari. Ancora Populini al servizio, all'autrice anche dell'ultimo punto di questo secondo set. Battuto su Bellini. Piero Bonimbager, Puccinic. Populini riceve la palla. Attenzione. Attacco completamente sbagliato di Marco Batti. Vale il 6-5 il punteggio. Preso un po' in controtempo la giocatrice del Green Up Bedisole Volley. Rotoblast Volano Volley che torna in vantaggio. Blerona Tascioli al servizio. Deciso Luca Parlatini di tenere in panchina Carlotta Petruziello all'inizio di questo set. Arriva l'ace. Blerona Tascioli. 7-5 il punteggio.
Vediamo il servizio ancora di Blerona. Sempre sulla 9. Stavolta il libero ci arriva. Tagliani. Free ball di Populini. Bellini, Bonafini. 3 soldi. 8-5. Free ball sfruttata benissimo. Ancora Tasciolli pronta lei, ancora lei al servizio. Servizio stavolta sul Marchesini. Sturniolo. L'attacco di Populini che non va a buon fine, ma neanche quello della Rotoblas al momento. Stavolta l'attacco della 9. Marinoni non va a buon fine neanche stavolta. E Livia 3 soldi. 9-5 il punteggio. Doppio cambio per Bedisole. Esce la 7 e Macobatti per la numero 2 Penocchio. Ok. Di nuovo Tasciolli al servizio. 5-9. Oh, attenzione. Difficoltà. Free ball. Bonafini. Ucinic. L'attacco è vincente. La palla anche in campo. 10-5. Time out per la squadra di Polito. 10-5 il punteggio. Una grande reazione della Rotoblas che adesso ha iniziato a ingranare. E dobbiamo continuare su questa strada. Perché ovviamente c'è un set da recuperare. Guarda, c'è un cane che sta continuando ad abbaiare qua, lo sento in cuffia. Fortissimo. Allora, squadre nuovamente in campo. Finito il time out per la squadra di Coach Polito. Ancora Tasciolli al servizio. Servizio su. Attenzione. Tasciolli, free ball. Sbaglia l'attacco Livia. 6-10 punteggio. Questo era un errore che si doveva non sbagliare. Purtroppo è andata così. Maria Penocchio, ora il servizio per la Bedisole Volley. Giocatrice che è entrata al posto di Giulia Macobatti, numero 7. Piero Bon si deve impegnare tanto per tenerla viva. E chiude Pucnik. 11-6. Caterina Pucini, l'autrice dell'ultimo punto al servizio. Populini era in realtà, scusate. Bellini! 12-6, una bomba di Alice Bellini. Vale il 12° punto. Adesso l'attacco, mamma mia, risponde subito Aurora Marchesini. 7-12 adesso per Bedisole. Servizio su Piero Bon. Pucnik. Bellini. Salva il libero Tagliani. Pallonetto di Marinoni, non va a buon fine. Pallonetto vincente. Se non erro di
Chi è che ha fatto il punto? Stavo per dirlo, infatti, Bonafini. Non volevo magari smentire con un pallonetto di Livia Tre Soldi, in realtà avevo visto bene. Servizio di Livia Tre Soldi adesso per la Rotoplas. 7-13 il punteggio, a favore del Rotoplas Volano Volley. Populini, attenzione adesso, pallone, l'attacco che viene smorzato dal muro. Tre Soldi, a rischio, Tasciolli! 14-7. Secondo time out per la squadra di Medisole. Pausa a Trentino, torniamo tra poco. Guarda. Qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Allora, dopo un altro... Vi abbiamo dimostrato lo sponsor del Trentino del primo set. Siamo pronti al cambio, attenzione per Bedisole, è uscita Sturniolo ed è entrata la numero 17, Gaia Corella. Livia Tre Soldi ha servito, quindi cambiano i palleggiatori adesso. Livia Tre Soldi al servizio, 7-14 per la Rotoblas. Servizio su Populini. Attacco vincente di Marinoni. Vale l'8-14 adesso. E andrà lei al servizio, proprio l'autrice dell'ultimo punto, Elisa Marinoni. Servizio su Pucini che arriva late. 9-14. Una bomba di Marinoni. Secondo punto di fila. Forse time out per Luca Parlatini. Esatto, arriva adesso. 9-14. Reazione del Green Up di Sole Volle che adesso si porta a 5 lunghezze di distanza dalla formazione di Luca Parlatini, che è stato costretto a chiamare il suo primo time out. Ricordiamo che Coach Polito li ha già usati tutti e due in questo primo set. Nuova 14 adesso. Rientrano le squadre in campo. Allora c'è, vediamo se la formazione di Luca Parlatini ha interrotto il trend positivo della Bedisole. O se inizia a rispondere. Bonafini, De Val, vincente. Sì, vincente, perché la palla è in campo. 15-9. Bonafini riceve Marinoni. Populini. Invasione di De Val, vale il 10° punto per Bedisole. Servizio di Laura Cecchetto adesso per Bedisole. Tutto il servizio out. 16-10 adesso. Dai, dai, vinciamo! Alice Bellini al servizio adesso per la Rotoblas. Bellini sul libero Tagliani. Populini vincente. 11-16 adesso il punteggio.
battuto su Piero Bonafini. L'attacco Bellini-Murata. Dall'altra parte per Pucinic. Salva Marinoni. Attenzione, Tagliani adesso. Populini, l'attacco. Quarto. Questo era quarto tocco. E infatti è arrivato. Infatti è arrivato il quarto. Mamma mia, che spinta clamorosa sarebbe stata. 17-11 punteggio. Servizio affidato alle mani di Jessica De Val. Servizio, arriva l'Ace! 18-11, cambio per la Bedisole. Esce la numero 6 Aurora Marchesini ed entra il numero 18 Lara Danesi. Servizio di Deva, si spegne in rete. 12-18. Servizio di adesso nelle mani di per Bedisole di Arianna Populini. Numero 12. Servizio si spegne in rete. 19-12. Pronto un altro cambio per Bedisole. Esce proprio Arianna Populini, l'autrice della palla che si spetta in rete. Ed entra Elena Ricci adesso. Numero 1 per Bedisole Volley. Blerona sul libero Tagliani. Corella. L'attacco di Marinoni non va a buon fine. E la palla è nella meta campo di Trento con un bel muro. Che vale il 20-12. Lerona, il servizio. Attenzione, hit! Lara Danesi non riesce a disinnescare la bomba e vale il 21-12. Adesso ce ne sono 9 di differenza. Blerona Tascioli al servizio. Servizio su Danesi. Corella. Marinoni non va a buon fine il suo attacco. Corella. Ma il Penocchio fa il 13° punto. 21-13 sembra a favore della Rotoblat adesso. Maria Penocchio su Alice Bellini, Bonafini, Tripol di Tasciolli. Attenzione all'attacco di Marinoni, out. Mani out. 14° punto per la Rotto e per Bedisole. C'è ancora un po' di margine. Servizio ancora per Maria Penocchio. Battuto il servizio su Bellini, arriva l'Ace. 15-21. Forse Luca potrebbe chiamare il suo ultimo time out. Chiamato, detto fatto. 15-21. Green Up Bedisole che si rifà un po' sotto. Rotoblast che deve cercare di rimettere in campo il buono fatto vedere. Dato il cane qua ricomincia ad abbaiare. Intanto ho provato ad alzare il volume della cuffia intanto perché volevo capire cosa dicevano al cane i tifosi. Cioè il cane che quando parte il time out si mette ad abbaiare come se fosse una radiolina. Allora 15-21 il punteggio.
La Rotoblast che ha adesso 6 punti di differenza di vantaggio. Ancora Maria Penocchio al servizio, l'autrice dell'ultimo ace. Elena Pierobon, Bonafini per lì, Plerona. La palla va a toccare il nastro anche 16-21, quindi sarebbe stata anche fallo, infrazione di quarto tocco. Dai noi, raga, dai! Servizio ancora di Penocchio, Bonafini, Pucinic per chiudere la serie negativa. 22-16. Dai, cazzo, dai, dai! Caterina Pucinic al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Servizio su Danesi. Forella, pallonetto vincente di Marinoni, mani out, vale il 17-22. Cambio ancora per Bedisole, esce la numero 18 Lara Danesi e rientra, se non erro, la numero 6 Aurora Marchesini. 17-22 il punteggio per Rotoblast Volano Volley. Servizio su Elena Pierobon, Bonafini, Bellini pallonetto, salva Marinoni. Attenzione Marchesini, palla, c'è il toccamuro, sì. 18-22. Adesso le due formazioni giocheranno a carte scoperte perché la Rotoblast e Bedisoli hanno già esaurito i time out. Dai noi, raga, dai! Servizio di Corella, Bonafini, attacco di Livia vincente, 18-23. Attenzione, cambio per la Rotoblast, esce Jessica De Val e al suo posto entra il numero 11 Dai, 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 dai! Aurora Tomasi. Servizio di Livia Trezzoldi, autrice all'ultimo punto. La Arici che ha dovuto... Arriva il pallonetto. Il muro vale il 24-18. Palla set per la Rotoblast adesso. Che ne ha a disposizione 6. Per portarsi a casa il 7. Per portare la parità. Il Pala Sport di San Vito. Servizio ancora di Trezzoldi. Out. 19-24. Primo palla set annullata. Cambio per la Bedisole, esce Elena Ricci, numero 1, ed entra Arianna Popolini. Servizio di Marinoni per Bedisole per portare la partita avanti, ma finisce qui 25-19 per la Rotoblast che riporta la parità al Palasport di San Vito. Pausa per gli sponsor e torniamo tra poco per l'inizio del terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you out? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you out?
Does the house take you? Do you see the spark? Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that I'm setting free? Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the house take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the house take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the house take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the house take you? Allora, 1 pari il punteggio all'arena. Scusate, il Palasport. Al Palasport di San Vito a Bedisole, provincia di Brescia. 1 pari il punteggio. Allora, il tabellino, grazie al nostro scoutman Andrea Zeni, dice che al momento Bonafini intanto il primo servizio. Tascioli il primo punto. Blenon al primo punto. Allora, secondo set abbiamo fatto 13 punti in attacco, 5 punti in battuta, 1 punto a muro e 6 errori. Momento top score della partita. Arriva un altro punto perché la palla non torna nella metà campo trentina. 2-0 il punteggio. Attenzione, Tasciolli, Bonafini, Bellini, tocco a muro, no! Ti tocco! Ma dai, sveglia! No, ma questo era un tocco netto. Ma questo è clamoroso. 1-2 il punteggio, ma non ci voglio credere. Sveglia! Sveglia! Ma questo è clamoroso. Ma questa è una palla toccata. Allora, tornando un attimo a noi, Vai, 1-2. Adesso non dobbiamo scoraggiarci. Maria Penocchio al servizio per Bedisole. Servizio, palla out. Stavolta è out. Che la veda dentro stavolta. 3-1. Allora, ricapitolando, la top score della nostra squadra è stata Caterina Puccini con 6 punti, Bellini e 3 soldi 5. Anzi, scusate, addirittura sono in tanti in realtà ad avere 5 punti. Tommasi. Oh, Bonafini. Mamma mia, che scontro di gioco. Attenzione, pallonetto, Tasciolli. Salva Bonafini proprio per Tasciolli. Ma che tocco di rete clamoroso questa. Ha trovato 1 il punteggio. Allora, top score della nostra squadra, Caterina Pucci. Cambio attenzione per Bedisole. Esce Sturniono e rientra Corella. Dicevo, la top score è stata Caterina Pucci con 6 punti. E poi a ex equo al secondo posto Bellini, Bonafini e 3 soldi. Attenzione. Mamma mia il muro. Free ball. Bellini.
Aurora Bonafini, Tomadi! Aurora Tomadi! 5-1! Cambio ancora Bedisole, esce Populini ed entra, credo, aspetta che guardo il numero di maglia, Martina Moriconi, numero 3. Servizio di Bellini, proprio sulla la nuova arrivata, pallonetto, Bellini, salva Borri. Pucinic! 6-1! E pensare che senza l'errore arbitrale saremo sul 7-0 adesso. Bellini 6-1, Alice Bellini al servizio, ancora lei. Servizio sempre sulla numero 3 Moriconi. Corella, pallonetto, Tasciolli, Aurora Bonafini, Puccinic. 7-1. Ancora cambi per i Bedisole. Sì, è rientrato, mi sa, di nuovo il palleggiatore titolare. Sì, quindi Corella ha lasciato il posto a Sturniolo, quindi numero 5. Bellini al servizio. Si spegne in rete stavolta. 2-7 il punteggio. Comunque un ottimo turno al servizio questa volta per la Rotoplas. Servizio di Aurora Marchesini. Palla out. No, la palla in campo, Ace. 3-7. Palla era in campo, ovviamente. 3-7. Aurora Marchesini. Servizio ancora di Marchesini a cercare le mani di Aurora Bonafini. Tasciolli. Che bomba di disinnescato. Però c'era la free ball. Bonafini ancora Tasciolli. Murata salva Elena Pierobon. Bonafini stavolta dalla parte di Pucnik. Pallonetto che non va a buon fine. Attenzione. Out. Direi proprio di sì. Palla out. Confermata anche dai due arbitri. 8-3 il punteggio. Aurora Tomasi al servizio. Servizio di Aurora che Ehi! Vale il 10. 9-3, scusate. Time out per la squadra di coach Polito. Mamma mia, che inizio di primo set della Rotoplas. Comunque, che sta dimostrando di aver preso la quadra giusta. E speriamo di mantenerla fino alla fine. Esatto, scusate, mi mancava il termine giusto. Fortuna che sono assistito da uno scoutman, come direbbe il nostro Paolo Scrinzi, lo starting player. Allora a me viene da dire scoutman, come si pronuncia, anzi scoutman, come si dovrebbe leggere. Allora, 9-3 il punteggio. Servizio nelle mani di Aurora Tomasi, autrice dell'ultimo ace per la Rotoplas. Servizio battuto, fallo al palleggio che arriva, no, l'invasione addirittura, perché ho visto il braccio indicato verso la rete, quindi 10-3. Aurora Tomasi e 11-3. Aurora Tomasi al servizio, ancora lei, autrice ancora dell'ace.
servizio stavolta in rete. Ma glielo concediamo comunque perché ha fatto una bella sequenza al servizio. Brava, brava Aurora. Automatica, veramente. Ha fatto una grande sequenza. Servizio adesso di Martina Moriconi. Poi in difficoltà Piero Bon. Vucinic. Invasione. Invasione 11-4. Attenzione. Questa era una palla nettamente che andava fuori. Allora, Lerona Tascioli al servizio. Lerona sul libero Tagliani. Tacco di Marinoni che non va a buon fine. Fatto. Il telo. Ha toccato il telo del palazzetto. Esatto, perché abbiamo deciso di tenere un po' basta. Palloretto di Livia. Vale il 13-5. Servizio di Caterina Puccinic. Arriva la difficoltà per Bedisole che deve concedere la free ball. In due sulla palla, attenzione che è pericoloso. Bellini. Oh! L'ha salvata, free ball. Elena Piorobone adesso. Bonafini al centro per Puccinic. Disinnesca l'attacco Marchesini. Ma Bellini. Di prima intenzione. 14-5. Vucinic adesso al servizio per la Rotblas. Servizio sulla numero 3 Moriconi. L'attacco, mamma mia, Elena Pierobon con la disinnescato, però deve concedere la free ball Bellerona. Scusate, Bellini volevo dire, scusate. Attacco smorzato dal muro, Pierobon. Aurora Bonafini. Alice Bellini 15-5. Buga nero oro 15-5. Ancora Puccinic al servizio. Servizio sempre su Moriconi. L'attacco stavolta vincente. Vale 6-15 adesso. Non ho visto il numero. Piero Bon. Bonafini. Bellini. Vincente ancora. Aurora Bonafini. 16-6. Livia tre soldi al servizio. Credo. Non ti saprei rispondere. Livia tre soldi al servizio. 6-16. Spegni in rete. Setta 16. Servizio di Marinoni. Battuto su Elena Pierobon. Bonafini. Bellini. Aurora. Dice Bellini, volevo dire, scusate, non Aurora, Bellini.
Vale il 7-17 per la Rotoblas. Aurora buona fine al servizio per la Rotoblas. Moriconi, attacco out. 18-7. Dai, raga, dai. Pucinic. No, scusate, ancora buona fine al servizio. Allora, buona fini. Con l'audio del net. Momenti. L'attacco out. È out, è out. 19-7. Dai, raga, dai. Ce l'ha Paolo Scrizzi il pallone. Buona fine ancora lei. Ace. Out. Peccato, peccato. 8-19. Servizio di Pinocchio che mette un po' di difficoltà la nostra Piero Bon. E Bellini chiude 20-8. Bellini al servizio per Volano. Si spegne in rete. 9-20. Il servizio Marchesini per Green Up Betisole Volley. Rotobas Volano Volley che comunque ancora 11 punti di vantaggio. Elena Pierobon a ricevere. Buon affitto Masi. Invasione contro. No, fallo di adesso non mi ricordo mai il gesto. Questo cosa vuol dire? 21-9. Servizio di Aurora Tomasi sul libero Tajani. Attacco out un'altra volta. 22-9. Aurora Tomasi ancora nel servizio. Sempre sul libero Tagliani. Turniolo vincente l'attacco stavolta di Marinoni. 10-22. Dai, raga, dai. Servizio di all out. Servizio out di Moriconi. 23-10. La palla è piombata nella nostra postazione. Tanto una delle nostre tifose numero 1 si fa sempre sentire lei. Dal Brasile con orgoglio. Tasciolli al servizio. Tagliani riceve. Sturniolo. L'attacco vincente di sempre di Marinoni. 11-23. Dai, noi subito. Servizio di Cecchetto. Brava. Pucnik, Bonafini. Livia Tresoldi tocca il nastro, ma non le mani. Infrazione di quarto tocco, 12-23. Dai, 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 dai. Ci sono comunque ancora tanti punti da gestire. Servizio ancora di Cecchetto. Pucnik riceve, Bonafini. Sempre Pucnik per chiudere l'attacco, ma che non va a buon fine. Attenzione, Pucnik che si deve impegnare tanto. Attenzione. Vedi, mamma mia.
13-23. Servizio ancora nelle mani di Cecchetto. 13-23. Pucinic riceve. Bonaffini. Livia Tresoldi. Ancora una volta l'attacco non si concretizza. Però sbaglia completamente il bugger. Benisole. 24-13. Set ball per la Rotblat. Allora ci sono 11 palle set cambio. Esce Marino Moriconi e rientra Popolini. Ci sono 11 palle set per la Rotblat per portarti in vantaggio. Servizio di Pucinic con l'ausilio del net. Arriva l'Ace 25-13. La Rotblat vince il set e torna in vantaggio 2-1 adesso il punteggio. Pausa per gli sponsor e torniamo tra poco per l'inizio del quarto set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Di nuovo in collegamento dal Palasport di San Vito in Bedisole, in provincia di Brescia. 2-1 il punteggio dopo il primo set che la Rotblat aveva perso per 21-15. No, scusatemi, volevo dire per 25-18. Una piccola gaffe in stile Mike Bongiorno. La Rotblat è riuscita a rimontare il set col secondo vincendolo 19-25 e il secondo invece dominandolo per 13-25. E adesso siamo sul 2-1.
top score di questa frazione è stata Alice Bellini, che adesso comanda la classifica con 10 punti. Secondo Caterina Pucnik, e poi a equo al terzo posto Bonafini e Livia Tresoldi. Pallonetto di Bellini che non va a buon fine. Attacco sbagliatissimo di Marinoni. 1-0 il punteggio per la Rotoblas, che adesso comanda. Servizio, attenzione all'attacco. Bonafini, Bellini, pallone, una sorta di pallonetto. Attacco al mezzo di Poli, che non va a buon fine. Bonafini, Tasciolli. Vincente l'attacco, una bomba di Tasciolli. Servizio di Bonafini, 2-0 ancora per la Rotoblas. Attacco vincente, il muro della Rotoblas, 3-0. Lerona, 3-0. Già il time out per la squadra del Bedisole, 3-0. Mamma mia. Allora rientrano le squadre in campo, 3-0 il punteggio per la Rotoblas. Spegne in rete il servizio di Bonafini. 1-3 il punteggio. Giulia Macobatti, ora il servizio per Bedisole. Oh, Piero Bonafini, Tasciolli, Tomasi, free ball, Bonafini, Bellin, Tasciolli non ha concluso l'attacco, out. Sì, 4-1. C'è il cambio per Bedisole, esce Aurora Marchesini per la numero 18 Lara Danesi. Bellini, scusate, era quella del servizio attacco. Un quarto tocco che arriva, infatti. 5-1 adesso per la Rotoblas. Secondo time out per la formazione del Bedisole, che non so come la scelta di Polito di chiedere già 2 time out nel giro di 6 azioni. Allora rientrano le squadre in campo, 5-1 il punteggio. Polito che adesso non può più chiamare un cambio, può solo chiamare i cambi adesso. Servizio di Bellini, ace. 6-1 adesso il punteggio. Ancora Bellini a servizio. Ha fatto sto coro. Non ho capito sta scelta del coro e così, boh.
Servizio di Sturniolo che la manda dall'altra parte del campo, oltre le linee. 7-2. Attacco Murato. Pinocchio Murata da Livia Tresoldi. Ancora Tomadi al servizio. 8-2 il punteggio sul Marinoni. Sturniolo. Marinoni Murata. Di nuovo Marinoni Murata out stavolta. Vale il 3-8. Arriva lì. No, out. Io pensavo anch'io che l'avesse colpita, a parte gli scherzi. Bellini. Toglie le mani Bellini proprio così all'ultimo secondo. 9-3 il punteggio. Blerona, Tasciolli, sempre su Marinoni. Sturniolo, l'attacco Murato. Populini Murata. 10-3. Allora, stiamo sul 10-3. Lerona Tascioli al servizio sul libero. Tagliani, Sturniolo. L'attacco stavolta di Popolini va a buon fine. A fil di rete. Scusate, a fil di linea. 4-10. Maria Pinocchio al servizio per la formazione del Green Up Pedistole Volley. Bonafini adesso in palleggio. Pucnik. Tensione. Salva Pucnik. Al centro Bellini. Out. Palla out. 5-10 adesso il punteggio. Ancora Pinocchio al servizio. Servizio su Piero Bonafini. Poi in difficoltà Livia. Pallonetto di Popolini che non va a buon fine neanche stavolta. Ucnik. Si innesca la bomba. Pedistole, Popolini. Attacco in campo. 6-10. Accorcia le distanze Pedistole. Time out per la squadra di Luca Parlatini. Pausa per il Trentino e torniamo tra poco. Guarda. Qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Torniamo in collegamento dal Palasport di San Vito. 6-10 punteggio. Pedistole che sta accorciando un pochettino le distanze. Maria Pinocchio al servizio per Pedistole. Riceve Bellini. Bonafini. Pucnik per attaccare. Salva Marinoni. Attenzione l'attacco di Danesi. Vale il 7° punto.
Maria Penocchio al servizio. Bellini, Bonafini, Puccinic, salva Penocchio, Sturgnolo, l'attacco, out, sì, stavolta è out, attacco out di Marinoni, 11-7, si chiude il break positivo del Bedisole. Servizio di Puccinic, riceve Tagliani. Mamma mia, la bomba che ha disinnescato Piero Bon. Bellini out. 8-11. Servizio di Danesi, Piero Bonafini al centro per Puccini, che pallonetto bruttissimo. Attenzione adesso. E Cigrazia, Popolini Cigrazia, 12-8. Danesi ci ha graziato. Leonetto salva Tasciolli, Bonafini, Bellini. Attenzione l'attacco, Puccinic di media. Oh, arrivato Caterina Puccinic. Livia 3 soldi al servizio, 8-13 punteggio. Servizio. Attenzione in difficoltà Bedisole, free ball. Tomasi, Bonafini, Bellini, vincente. 14-8. Ancora Livia 3 soldi al servizio, 14-8. Servizio sulla numero 12 Popolini, free ball, 2 free ball, attacco vincente di Marinoni, vale il 9 punto per Bedisole. Servizio in rete di Popolini, 15-9. Vai Auri! 15-9, Aurora Bonafini al servizio. Servizio sul Danesi. Pallonetto. Bonafini. 10-15. Servizio di Marco Batti, arriva l'Ace. Arriva l'Ace, 11-15. Luca potrebbe chiamare il suo ultimo timeout. Infatti è arrivato. Timeout. 11-15 punteggio.
Allora, 15-11. Tutto su Piero Boni, il servizio di Marco Batti. Pallonetto di Bellini, non va a buon fine. Attacco, Piero Bondi innesca la bomba. Free ball però. Un po' di confusione nella metà campo di 3 del Volano. Bellini. Tasciolli. Mannaggia. Palla in campo di Populini. Però da adesso in poi si gioca a carte scoperte. Servito su Elena, Piero Bonfree ball. Chiuso subito da Marinoni. 13-15. Sta ricominciando a prendere fiducia la squadra di Polito, che torna ad avere 2 punti. Dai, raga, dai! Elena Piero Bonafini. Stavolta Bellini. Alice Bellini al servizio. 16-13 punteggio. Servizio su Danesi. Anna Cramerotti salva la palla. Vincente il pallonetto. Un grande salvataggio di Anna Cramerotti, che ha preso il posto di Elena Pierobon. Si è chiamata presente. Cambio per Bedisole. Esce Maria Penocchio ed entra Laura Cecchetto, numero 14. Almeno credo. No, devo aver avuto una... Ah no, eccola lì, sì, scusate, era numero 14. Bellini. 18-13, cambio di nuovo. Lara Danesi lascia il posto a Aurora Marchesini, numero 6. Danesi Marchesini. Ancora Bellini al servizio, stavolta in rete. 14-8. 14-18 il punteggio. Servizio di Sturniolo. Attenzione il rischio. Bellini pallonetto. Completamente sbagliato. 15-18 il punteggio. Servizio sempre di... Oh, attenzione. Free ball. Salva Anna. Bonafini. Troppo in difficoltà Pucinic. Portata ovviamente. 16-18. Ancora al servizio Emma Sturniolo. Oh, attenzione. Cramerotti. Pucinic. Sturniolo. Attenzione. Un altro attacco vincente. C'è soltanto un punto adesso tra le due formazioni.
Servizio su Anna Cramerotti, Bonafini. Pucinic. 19-17. Aurora Tomasi, servizio Bella Rotoblas. Su Popolini, Sturniolo. Attacco out. Sì, out. L'attacco di Elisa Marinoni è out. 20-17. Ancora Tomasi al servizio. Servizio. Attenzione. Mamma mia che bomba di Marchesini. 18-20. Il punteggio, servizio di Elisa Marinoni. Servizio su Alice Bellini. Bonafini si deve impegnare. Parata! Popolini Murata. Tasciolli 3 soldi. Tasciolli 3 soldi. 21-18. Lerona Tasciolli al servizio. Battu. Spegne in rete. 19-21. Servizio di Cecchetto out. E out. 22-19. Siamo sul 19-22. Caterina Pucinic al servizio. Battuto. 23-19. Ancora Pucinic al servizio. Siamo sul 23-19. Servito sul libero. Popolini. Peccato, sembrava avercela fatta Anna. Peccato, peccato. Aurora Marchesina al servizio. Tutto il servizio su Alice Bellini. Aurora Bonafini Bellini. Alice Bellini. 24-20. Match ball per la Rotoblas Volano Volley. Michele Boschi. So che ci stai ascoltando, so che sei andato a prenderti una boccata d'aria, dai. È il momento di rientrare perché sì. Livia 3 soldi al servizio. Battuto. Palla al centro. Primo patch ball annullato. 21-24. Allora, Popolini al servizio. Ancora 3 palle match. Popolini. Servizio su Bellini. Bonafini. Ancora Bellini per chiudere. Sì! E finisce la partita. 25-21. E indovinate a chi è arrivato il pallone della vittoria? Nelle mie mani. E qua in nostra postazione
3-1. 3-1, 21-25. La Rotoplas Volano Volley batte la Green Up Bedisole Volley per 3-1. 9 punti, terza vittoria consecutiva. E anche questa è andata nel verso giusto. E ci siamo portati a casa questa importante vittoria e complicatissima, in una complicatissima partita. Allora, io direi che dobbiamo stare ancora un pochettino a parlare. Al momento, comunque, veramente una grande reazione da parte delle ragazze di Luca Parlatini, che riescono a battere il Bedisole per 3-1 in rimonta. E vanno a raggiungere le ragazze, i tifosi che sono accorsi qua. Veramente bellissima. 3-1 il punteggio. 9 punti in classifica. E lo striscione nato in trasferta, forza ragazze Volano. L'entusiasmo della curva Marione, che può veramente festeggiare dopo aver visto l'inferno nel primo set. Si conclude qui, allora. Tra poco questa diretta streaming si dovrebbe concludere appena il nostro regista ci raggiunge. Intanto ringrazio Andrea Zeni, il nostro scoutman, e gli chiedo gentilmente se mi invia tra poco il tabellino dei punteggi. Alan, direi che se vuoi possiamo chiudere la diretta, perché è anche durata un bel po' questa. Scuote il dito Andrea Zeni perché non vuole che si concluda. Allora, noi ringraziamo Alan Berloff in cabina di regia. Riguardate i punteggi. Vediamo quali sono i punteggi. Allora, se non erro, dovrebbero essere sicuramente la top score Alice Bellini e seconda Caterina Pucnik. Non credo comunque siano stati 20 punti. Forse sono stati eccoli qua stampati. Allora, la top score è stata Alice Bellini con 16 punti. Secondo posto per Caterina Pucini con 13. E al terzo posto Blerona Tascioli con 8 punti. Dopo comunque nel match scoreboard ovviamente vi diremo anche tramite il post game recap, li troverete qui in foto. Allora ringraziamo Alan Berloff in cabina di regia, Andrea Zeni, il nostro scoutman, per i punteggi. 3-1 il punteggio per la Rotoplas Volano Volley, che ottiene la terza vittoria consecutiva. L'appuntamento è sabato prossimo alle 20:30 contro Lecco all'Arena Biancorossa. A tutti voi l'augurio di una serena notte, ci vediamo sabato al palazzetto.